campionato entra nel vivo e i punti si fanno sempre più pesanti. In questa sfida a salvezza anticipata parte fortissimo il Ligorna che trova il gol con Mitta. Dopo solo 20 minuti, padroni di casa già in vantaggio. Passano 5 minuti e un contropiede fulmineo regala a Corsini la gioia del gol e ai suoi il risultato parziale di 2-0. Voliamo al 42esimo, doppia clamorosa occasione per i padroni di casa, ma Bonofiglio è attento e dice di no, negando a Gnecchi la gioia del gol. In pieno recupero accade l'imponderabile. L'ottimo Casola riesce a siglare il gol che riapre la partita e dà la carica ai suoi, regalando il riposo sul 2-1. Voliamo al 64esimo, è ancora Capitan Casolla a far esultare i suoi compagni, siglando la doppietta personale e la marcatura che vale il pari. È 2-2. Al 69esimo super occasione per il Ligorna, ma Bonofiglio è attento e para. Al 72esimo la svolta, ingenuità della difesa del Ligorna. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore. Avrà preso la decisione corretta, a voi la sentenza. Sul discreto si presenta Casolla che sigla il 2-3 e tripletta personale. A 10 minuti dalla fine piove sul bagnato. Nel massimo sforzo del Ligorna per trovare il pari è Petracca a trovare la rete del 2-4 e porre la probabile parola fine sul match. A pochi secondi dal fischio finale, con il Ligorna in 10 per l'espulsione di Gnecchi, c'è gloria anche per il subentrato Marchisone che segna e pone la pietra tombale. Il Bra batte il Ligorna 5-2.